Sì. Bocca al lupo. Vai. Avete detto un po' di tanto. Avete detto un po' di tanto. Ma più importante. Alle 5 domani, 4 e un quarto. Derby molto atteso tra la più grande sorpresa del campionato e una formazione che sta risalendo pian piano la china verso i piani alti, quelli che vuole occupare dall'inizio della stagione. Buonasera e buon sabato amici di Sportissimi da Francesco Cambuca per il derby tra Athletic Club e 3M Palermo, penultimo atto del girone di andata del campionato di Serie C1 di calcio a 5, girone A. Di fronte, come già accennato nell'anticipazione, l'Athletic Club Palermo che si presenta in completa tenuta nera con inserti rosa e che vuole proseguire nell'ottimo momento di forma espresso nelle ultime giornate in particolare, contro il 3M che invece sta dimostrando di saper reggere l'urto del ruolo di sorpresa, anche se sempre meno sorpresa e sempre più realtà solida del campionato, massimo campionato regionale di futsal. Urla di battaglia dall'una e dall'altra parte, ricordo, gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie C1, dopodiché ultimo atto per quanto riguarda la prima parte della stagione e poi ci sarà il giro di boa. Tutto pronto per il segnale di apertura. Tutto pronto per il segnale di apertura della gara con il primo giro al pallone che verrà dato dal 3M che si presenta in campo con Messina in porta, poi in campo Di Grazia, Scalavino, Calò e Calvaruso. Sicuramente giocatori molto attesi, soprattutto questi ultimi che stanno facendo grandi cose con la maglia bianca e verde. Dall'altra parte in porta c'è David, vista l'assenza di Mazzola, con lui in quintetto Capitan Tuvè, De Lisi, Tuzzolino e il bomber dei Nerorosa, ovvero sia Giuliano. Tra l'altro Athletic Club Palermo che nel calcio ha già ottenuto la prima soddisfazione di questa lunga giornata, di questo lungo weekend. Ce ne occuperemo più tardi. Intanto mettetevi comodi e godetevi il primo giro palla di questo derby palermitano, sicuramente le due squadre meno longeve
del campionato rispetto ad altre come il Palermo Calcio a 5, come il FUS Palermo, come gli 89ers, ma partita dal grande fascino senza dubbio tra due squadre che sono pronte a dar battaglia per portare a casa altri punti e per cercare di avvicinarsi anche alle feste nel migliore dei modi. Intanto giro palla della compagine ospite con Carmelo Di Grazia, senza dubbio uno degli elementi centrali del progetto 3M Palermo. 3M che, anche qui ne parleremo a breve, ha già effettuato delle mosse interessanti di calciomercato, alcune già presenti e già pronte all'uso, altre ancora da scoprire, anche se sono state già annunciate. Intanto ha recuperato palla l'Athletic con Giuliano che fronteggia e poi scarica per mettersi a posto. Tuzzolino ancora per il suo capitano, pallone lungolinea, Giuliano lo arpiona, cerca di evitare Di Grazia e ci riesce, porta avanti il pallone, lo chiude Calvaruso, calcio d'angolo, e si lo chiude Calò. Occhio proprio a questi due giocatori, qualora ancora non li abbiate scoperti. Il 29 e il 27, ossia Antonio Calò e Cristian Calvaruso, giocatori di grande spessore, benché under. Qui il blocco di Tuve per il tiro di Tuzzolino che si spegne sopra la traversa, allora Messina può bloccare il pallone. 3M che, come detto, ha già operato sul mercato, c'è stato il ritorno di Quartararo come portiere, complice anche le disponibilità di Norfi, che non sempre può garantire il suo impegno tra i pali. C'è anche il giovane Tripoli che ha già fatto qualche presenza, soprattutto nella prima parte di stagione, e c'è anche Messina che, come ho già enunciato, è il titolare oggi. E poi l'arrivo di Davide Finazzo, che ha iniziato la stagione alloiato, trovando pochissimo spazio, adesso può rappresentare un ottimo elemento di rotazione, ma qui subito David con l'intervento ai danni di Calvaruso. Allora calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il 3M che ha acquistato un altro giocatore che è stato grande protagonista della prima parte di stagione proprio in questo campionato, ovvero sia Giorgio Cutrone, arrivato dall'isola calcio a 5 e che ha lavorato già abbondantemente con coach Zapparata, prima al Partinico Audace, tra altre cose con la stessa colorazione, e poi per una breve parentesi non molto fortunata con il Palermo calcio a 5. Intanto potete sentire sullo sfondo, senza impegnarvi più di tanto, tra l'altro, le urla da una parte di Roberto Zapparata, dall'altra di Alfonso Miosi, due che vivono la partita in maniera molto intensa dal punto di vista delle emotività e delle emozioni. No, ovviamente gli attori protagonisti sono quelli con gli scarpini allacciati col pallone tra i piedi, come nel caso di Scalavino, fermato da Giuliano. Scalavino che bene ha fatto, nonostante la sconfitta maturata 3 sabati fa ormai contro l'Acragas. Pareggio invece dopo su questo campo per l'Athletic Club Palermo contro l'Isola. Altre cose squadre entrambe impegnate nella seconda fase della Coppa Italia di calcio a 5. Athletic Club presente nel girone vinto dallo Sporting Alcamo. Intanto attenzione alla palla per Calò che ritrova l'equilibrio, poi perde il pallone contro Tuve, reclama anche un contatto il 29. Dicevo, Athletic Club nel girone vinto dallo Sporting Alcamo, mentre il 3M ha fronteggiato Vigor San Cataldo, quindi la finalista playoff dello scorso anno, e Cus Palermo, Cussini, che vincendo proprio a San Cataldo al Palamaira hanno ottenuto il pass per le Final Four che si giocheranno il 6-7 gennaio al Palavolcan di Acireale. Qui intanto David allontana la rimessa battuta da Scalavino e innesca Giuliano, corre Giuliano, palla dall'altra parte per De Lisi, che ha spazio De Lisi, il dribbling su Di Grazia, si dispera Alberto De Lisi. Questa era un'opportunità importante per l'ex
tra le altre degli 89ers e del Città di Palermo. Dicevo della Final Four di Coppa, in cui Sportisili sta lavorando per essere presente. A breve vi daremo degli annunci definitivi in tal senso, sia per la Final Four di Coppa Italia che per la finale di Coppa Italia di eccellenza di calcio a 11. Annunci in arrivo per tutti, ma anche naturalmente il solito lavoro. Intanto mano di Calò, piazzato per l'Athletic, primo fischio della partita. 4:20 dall'inizio della gara. Di Grazia, Scalavino, pallone per Calvaruso fermato, poi Scalavino a pressare, tocca a Giuliano ma la palla è in fallo laterale per il 3M, con il fallo laterale per Cristian Calvaruso. Calvaruso con Scalavino vicino, per poco Giuliano non prende questa. Di Grazia per Calò, backdoor da parte di Grazia, e allora Messina che sbaglia. Rimessa allora per Tuzzolino per l'Athletic. Tuve cerca, spalla alla porta Giuliano, Tuzzolino, spazio per il tiro, la finta, Tuzzolino, tiro contrato, poi spazza Di Grazia, l'ultimo tocco è credo di Calvaruso, non di Grazia che ha spazzato, ma di Calvaruso che l'ha sporcata con la schiena. E allora David, palla scoperta, Giuliano incespica, la ritrova, contatto con Di Grazia, fallo del 5, punizione per il 3M, secondo fischio contro la squadra di Zapparata. 5:12 nel primo tempo, sempre 0-0. Una palla gol creata da Calvaruso con l'area spinta da parte di David fin qui. Tuzzolino, palla per Delisi, gran giocata su Calò, Delisi, conclusione fuori, ma primo squillo di Alberto Delisi. Palla già dall'altra parte, partita subito molto movimentata. Tuzzolino cerca di accelerare a sinistra, scivolata vincente da parte di Calò. E rimessa per l'Athletic con Messina che interviene con i piedi. Tuve ricicla il pallone, Delisi contro Calvaruso stavolta, palla ancora per Tuve. Giuliano prova a girarsi, Giuliano serie di finte, ancora Giuliano prova a prendere spazio per il tiro, torna indietro, viene pressato e fermato. Calvaruso, body check di Giuliano, palla per Calò, Calò fronte alla porta, destro su David che si mette a scudo dello specchio e respinge. Occhio a Di Grazia, Calvaruso sul fondo, doppia chance per il 3M. Rimessa per David, già battuta per Tuzzolino. Delisi, Giuliano prova a passare Giuliano, riesce in qualche modo, poi cade senza contatto, recupera Calò, palla per Calvaruso, ancora David a difendere il primo palo. Prova a ripartire l'Athletic con Delisi, 2 contro 2, Delisi contro Di Grazia, accelera Delisi, guarda la porta, Delisi sbilanciato, si gioca. E allora occhio alla ripartenza con il tocco per Calò, cerca un tocco, la devia Tuzzolino. Antonio, vieni, Antonio! Tanto prepara le prime mosse coach Zapparato, però sia Emanuele Runfolo e Mario Molinaro. Senza dubbio avere un Molinaro che può partire dalla panchina e chiaramente con una maggior autonomia sicuramente rassicura molto l'ex allenatore tra gli altri degli azzurri. Intanto Scalavino incespica sul pallone nel duello con Giuliano, attendeva il movimento di Calvaruso, momento che non è arrivato. Intanto prepara anche Miosi le prime mosse.
Tra gli altri c'è Peppe Lo Bianco, che insieme a Tuve ha cercato di regalare la vittoria contro l'Isola. Intanto primo pallone in C1 in questa stagione per Davide Finazzo. Va giù Scalavino, contatto, poi anche il rimpallo, colpo di testa di Tuve per Fiorentino che prova a entrare in partita, lo chiude molto bene. Ancora Finazzo, 10 sulle sue spalle, dipinte di bianco-verde di Grazia Scalavino. Palla lungolina per la corsa di Calvaruso dentro, Giuliano con la chiusura su Finazzo, mentre va dentro Molinaro. Tanto arriva il giallo per Giovanni Tuzzolino. Ancora le proteste di Tuzzolino. Lo chiama al cambio Coach Miosi. No, io non minaccio, lo sto minacciando. Ho detto mezza parola e va fuori. Pensiamo a giocare, pensiamo a giocare, avanti. Quando sono trascorsi 7 minuti e 48 secondi c'è stato il giallo per Giovanni Tuzzolino. Riprende il gioco con il recupero palla di Lo Bianco, poi a sua volta Scalavino la riprende. Scalavino! Palla fuori non di molto sul suo tiro. 3M che nelle palle gol si sta facendo preferire, anche forse nel gioco. Mentre Fiorentino smista su Francesco Tuve. Palla per Fiorentino di ritorno, non la tiene in campo Lotto. Intanto Runfolo prende il posto di Calvaruso, cambiato per 3/4 a livello di movimento naturalmente. Il quintetto coach Zapparata. Scalavino, l'unico ancora rimasto in campo dopo i primi 8 minuti e spiccioli di partita. Runfolo contro Lo Bianco che gli appena il pallone glielo mette in fallo laterale. È 23 per l'esattezza. Ci avviciniamo comunque alla metà della prima frazione. Finazzo, passaggio intercettato. Allora Giuliano prova a correre. Giuliano chiuso da Molinaro. Grande intervento del centrale. Ottimo anche l'intervento di Fiorentino dall'altra parte. Tabita, appena entrato in campo anche lui. Quindi anche dall'altra parte un solo uomo non ancora cambiato. Si tratta di Giuliano. Giuliano che sta giocando in posizione un po' più laterale in questa fase per consentire a Tabita di occupare il suo spot, quello di pivot. Fatti vedere, Marco. David, palla per Tabita troppo lunga, esce il pallone, 9 minuti Marco, fatti vedere sul prima, crono. Marco. Sempre 0-0 con Athletic che cerca di creare, in cui non ci sta riuscendo per un mix di demeriti propri e di meriti del 3M. Scalavino, è entrato anche Vallecchia al posto di Giuliano, quindi rotazione completa per l'Athletic. Fiorentino porta via palla, ancora Fiorentino destro, respinge con i piedi Messina. L'azione non è finita, ancora Fiorentino prova a passare, contatto e calcio di punizione. E dunque inizia a farsi vedere anche l'Athletic Club. Dunque il terzo fallo commesso dal 3M. Ancora 0 falli commessi dall'Athletic che ha questa punizione. C'è il fischio, la rincorsa di Lo Bianco. Pallone fuori, non di molto. E allora riparte il 3M con Calò, con Molinaro e con Scalavino. Accanto c'è Runfolo, si schiera con il consueto quartetto in linea prima poi di andarsi a mettere a rombo. Qui Scalavino, triangolo che non si chiude, bravo Vallecchia a chiudere. Vallecchia che ci fa venire in mente il fratello Giorgio.
giocatore degli Emiri. Oggi abbiamo raccontato con la voce di Marco Genduso la gara decisiva per la Coppa Sicilia di C2 tra Emiri e Ficarazzi. Qui intanto Tabita prova ad arrivare, chiude prima Scalavino, poi Messina con l'uscita a terra. Runfolo prova a prendere campo, ancora Runfolo, serie di finte, l'esterno, non la blocca David, calcio d'angolo. Dicevo, i racconti in casa Sportisili non si fermano qui. 18:30, Toccia Stadium, Palermo Futsal Club contro San Gregorio Papa, serie D, girone B di Palermo. Molinaro, tiro deviato, calcio d'angolo. A proposito di Toccia, Mario Molinaro per diverse stagioni ha indossato la maglia del Palermo calcio a 5, qui rasoiata di poco fuori. Pronto ancora Scalavino, a breve probabilmente al posto di Ciccio Scalavino. Tabita, la virata che non riesce, allora proprio Scalavino, degli ultimi palloni prima di uscire, tocca per Calò. Calò col destro, ribatte con la schiena lo bianco, ancora Calò, va sul fondo, David questa volta più sicuro in due tempi. Vallecchia sterzata, intercetta Scalavino, è rimessa per Vallecchia. Lo bianco, Tabita, lo bianco, Vallecchia, sterzata e cambio banda per Fiorentino che rischia con l'aggancio, gliela scippa Calò, palla dentro per Runfolo, la rete di Runfolo che la sblocca, mortifero, letale, il 3M con recupero palla, ecco il gol di Emanuele Runfolo. Vantaggio esterno quando siamo circa a metà del primo tempo, e 3M che in un certo senso dimostra di meritare il vantaggio acquisito. Qualche problema intanto nella sistemazione del punteggio. 1-0, minuto 11 scaduto da un secondo. Abbiamo aggirato la boa di metà primo tempo e la giriamo con la rete di Emanuele Runfolo. Finito un po' tra virgolette sul banco degli imputati dopo la gara contro l'Agragas, un paio di gestioni palla non esaltanti in fase di power play proprio nei secondi finali della gara. Atletic che adesso la gioca con Tabita, laterale, appoggia a Vallecchia, c'è Fiorentino e Cello Bianco a completare il quintetto davanti a David, incolpevole sulla contropiede vincente di Calò e Runfolo. Vallecchia la fa scorrere su Lo Bianco. Fiorentino finta il tiro, poi ancora se la porta a spasso, prova a saltare Runfolo che lo chiude splendidamente, evita anche il fallo laterale, poi guadagna la rimessa da fondo e anche con l'esultanza in panchina di Scalavino. Calò suola per Runfolo, poi il tocco è per Calvaruso, 1 contro 1 con Vallecchia che gli sbarra la strada, lo costringe a ricominciare dalle retrovie. Runfolo, passaggio in verticale intercettato e c'è il time out chiesto dalla panchina dell'Athletic Club sul punteggio di 1-0 per il 3M. 12 minuti 19 secondi. Da quando? Sempre qua. Quindi fai questo 3 1 altra cosa. Ma no. Che resti? Deve stare qua. Non mi segui adesso. È schedule. Non puoi. Altra la comanda 0. Non ci presto e siamo 3. Non abbiamo l'esterno. Il cambio. Io completamente diventiamo 4. Uno dei due sarà libero, è matematica. È chiaro? Dopodiché, per la pressione. Quando non termina il minuto di sospensione chiesto da Alfonso Miosi con
il rientro di Tuvè e Tuzzolino, probabilmente anche catechizzato il numero 6. Conferma invece il quintetto uscito dal campo per il time out. Zapparata con Calvaruso, Calò e Runfolo davanti ai due esperti Molinaro e Messina soprattutto. Qui intanto la giocata di Tuzzolino, chiude Molinaro, i due ex Palermo calcio a 5, palla in fallo laterale per l'Athletic Club Palermo. Fiorentino, palla per Tabita, si chiude il triangolo Fiorentino con la stoppata di piede da parte di Calvaruso. Messina col lancio lungo con le mani, di testa Tuzzolino, poi Tabita, la controlla, lo chiude Calò. Tornando agli impegni di Casa Athletic Club Palermo, non dimentichiamo lunedì ore 15:30 per il campionato regionale juniores di calcio, la sfida contro lo Sport Palermo, ore 15:30 al Pietro Pisani, naturalmente in diretta esclusiva integrale su Sportivi, sul nostro canale YouTube. Tuvè, Tuzzolino, sterzata, ancora Tuzzolino, palla per Tuvè fronte alla porta, larga per Fiorentino che non si aspettava la palla, lo rimprovera il capitano. Battuta la rimessa da Molinaro, anzi da Calvaruso per Molinaro, poi va via Calò che accelera, gli sbarra la strada Tuvè in maniera legale, rimane a terra Antonio Calò. Antonio! Antonio! Anto! Antonio! Anto! Prossima! Intanto pallone recuperato dall'Athletic, conclusione con Tabita che ha calciato. Qui il secondo arbitro a confronto, qui si spiegano Fiorentino e Calò. E dunque si riparte dal fondo con la conclusione tentata credo da Tabita. Runfolo, passa in mezzo a due, gran giocata ancora, Runfolo, pallone fuori, ma cosa si era inventato Emanuele Runfolo? Che giocata, però è mancata la zampata finale, l'ex giocatore tra le altre del Monreale. Intanto qui prova Fiorentino, tocco per Tuzzolino che se la sposta sul sinistro col piede Messina. E allora vediamo se si scalda anche il mancino del 6 dell'Athletic Club, che qui riceve contro Di Grazia appena rientrato al posto di Calò. Fiorentino 1 contro 1 con Calvaruso, chiuso a breve campo anche per Girgenti nel 3M. Tuzzolino fermato da Runfolo che può involarsi, tunnel su Fiorentino per evitare il ritorno in pressione, poi cerca luce per un passaggio che non c'è, calcia addosso a Tuzzolino. È il momento di Runfolo, al di là del gol che per il momento sta decidendo la gara. Runfolo che adesso va a sedersi in panchina, rifiata e fa entrare Girgenti. Molinaro, Di Grazia, adesso quintetto un po' più esperto in casa 3M. Tabita intercetta su Calvaruso e palla che finisce direttamente fuori. Adesso c'è spazio in casa Athletic Club per Pillitteri, maglia numero 10, e adesso in possesso Tuzzolino, viene incontro Tabita, arriva tardi, allora è costretto a giocarla profonda e male anche. Mentre sono pronti Delisi e Giuliano per il rush finale del primo tempo qui al campo 3 stelle di Palermo, e in vantaggio il 3M come vedete in grafica. Tabita controlla a seguire Tuvè addosso a Di Grazia, ma ancora Tuvè raddoppiato con il fallo, forse di Di Grazia, forse di Molinaro, ma è comunque fallo, è comunque punizione
per l'Athletic Club Palermo, quarto fischio contro la squadra di Zapparata. A 5 dal primo tempo e con la panchina del 3M pronta a chiamare time out. La distanza c'è il fischio, la rincorsa è per Tuzzolino che buca la difesa, buca la barriera, parità ristabilita al 3 stelle, il gol di Giovanni Tuzzolino, 1 pari e time out anche naturalmente adesso chiesto dal 3M. Ancora Girgenti che prova a chiedere spiegazioni sulla natura del fischio, sulla natura del fallo che ha portato poi tra l'altro appunto alla punizione vincente di Tuzzolino. 15 minuti 5 secondi, il parziale è di parità qui al 3 stelle. Gara valida, ricordo, per la 10ª giornata del campionato di Serie C1 girone A. Serie C1 che almeno per il momento vede i seguenti risultati, ovvero Caracas hanno fatto 2-1, Sant'Isidoro Atletico Monreale 2-1, Sporting Alcamo Palermo 0-0 nel big match di giornata, del quale potrebbe però avvantaggiarsi una tra 3M e Athletic Club. Ricordo alle 18:15 Palermo Calcio 5 89ers. Ancora nessun aggiornamento da Isola e San Vitolo Capo, che riprende il gioco qui al 3 stelle con Calvaruso, palla per Di Grazia, ancora Calvaruso, Molina, Girgenti non riesce a controllare nel contrasto con Tuvè. Più storie tese tra Tuvè e Girgenti. Totò, pensa a giocare invece di giocare. Totò, vai, gioca. Ancora dialogo a distanza tra i due, direttore di gara, il secondo arbitro che ha sedato la contesa. Pillitteri, palla per De Lisi, viene incontro Giuliano, De Lisi prova a puntare Girgenti, lo salta, gran giocata ancora di De Lisi su quel lato di campo, De Lisi in mezzo a 3, riesce a tenerla, Tuvè, Giuliano, converge, c'è forse un blocco da parte di Tuvè, riesce a restare in piedi Giuliano nonostante il contatto, poi serie di tocchi, l'ultimo di Pillitteri. Bravo Tuvè con l'anticipo su Girgenti, adesso duello anche sui dettagli. Secondo arbitro che fa capire a Girgenti e a Tuvè che non verrà tollerato nulla d'ora in poi. Ricordiamo direttore di gara che ha ammonito per proteste Tuzzolino. Tra l'altro il paradosso vuole che l'Athletic Club non abbia commesso falli ma ha un ammonito. Qui Di Grazia contro De Lisi, raddoppiato ancora Di Grazia, ultimo tocco il suo, rimessa per l'Athletic che sta provando a prendere la temperatura giusta della partita. Pillitteri per Tuvè, Pillitteri, De Lisi contro Di Grazia, l'ultimo uomo prova a partire, adesso Girgenti sulle sue tracce, Tuvè la gira in avanti anche perché era rischioso tenerla. Cristian, avanti, avanti! Molinaro la porta su, Di Grazia, Molinaro, Scalavino sul pressing di Pillitteri, rischia qualcosa il 21, poi Molinaro
lancia proprio per il giocatore appena rientrato in campo, che tocca per Di Grazia, chiude De Lisi, poi Lo Bianco per Giuliano, 1 contro 1 con Molinaro, ancora Molinaro che fa ripartire i suoi. Calvaruso resiste ad una carica, ancora Calvaruso, De Lisi lo chiude, poi si sbraccia di 2, fallo precedente probabilmente fischiato. E dunque primo fischio contro l'Athletic Club. E c'è Molinaro sul punto di battuta, barriera con un solo elemento per David, un po' rischiosa Giocare, calmi! questa situazione. C'è il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Molinaro corta, infatti la gioca al piede per Scalavino, l'arpione di David in calcio d'angolo. All'improvviso Scalavino con questa giocata sulla punizione di Molinaro. L'angolo battuto proprio per il 21 che scambia con Calvaruso, ancora Scalavino. Ricomincia saggiamente da Molinaro che viene intercettato da De Lisi, poi ancora contatto tra i due, rimessa. Rimessa per l'Athletic. Pillitteri rischia, la può soltanto sfiorare Calvaruso, ma grande rischio qui per una rimessa per l'Athletic con lo scambio, qui l'entrata di Molinaro ed è il quinto fallo commesso dal 3M. Tutto questo a 2 minuti e 35 dalla fine. Pillitteri, Lo Bianco, De Lisi, rientra adesso Tuzzolino, De Lisi porta a spasso il pallone, tocca adesso a Tuzzolino che non può ricevere. La palla intanto dentro, David la blocca a terra, poi prova a fiondarla verso Giuliano che corre, la tiene in campo, sì, però di fatto avvantaggia Scalavino, fallo di Giuliano. Scalavino, Calò, Molinaro, triangolo che non si chiude, fallo di De Lisi. Terzo fallo, 3 falli in pochissimi istanti per l'Athletic Club. Ricordiamo che è a rischio bonus ovviamente il 3M, da qui alla fine del primo tempo poi si azzera tutto. Riprende il gioco, Scalavino. Qui Calò, cerca la giocata su De Lisi. Calò! Dal nulla! Antonio Calò! Arrivava, doveva arrivare la sua firma. È arrivata la sua firma. È la firma del 2-1 per il 3M. Il gol di Antonio Calò. Mancava il coniglio dal cilindro del 29 maglia biancoverde che dunque riporta i suoi in vantaggio. Qui De Lisi non controlla e Athletic che ha quasi la sensazione di aver vanificato un po' quello che era stato l'ottimo rientro in partita dei minuti precedenti. Qui Finazzo riesce a portar via palla a Tuzzolino, tocco per Calò contro De Lisi, duello che si ripropone, si allunga la maglia di Calò che poi va a contatto con Giuliano e tiro libero.
Tiro libero e giallo per Calò. Qui Molinaro con una protesta a mio parere non troppo convincente. Tutto sembrava fuorché avesse preso la palla, in questo caso Calò, che prima ha perso palla, poi è andato su Tuzzolino, anzi su Giuliano. E ora dal dischetto più lontano Giovanni Tuzzolino. Le proteste di Molinaro, giallo anche per lui, terzo ammonito della partita, secondo per proteste. Ancora parliamo, non ho problemi. È 10 volte, non lo capisco. Certo fa. Numero 6, ammonito bianco. 6 bianco ammonito. E allora la rincorsa di Giovanni Tuzzolino che è lì che aspetta. Dunque nell'ordine Tuzzolino, Calò e Molinaro. Peppe Lo Bianco la panchina! Peppe Lo Bianco! Peppe! C'è il fischio con la lunga rincorsa di Giovanni Tuzzolino che la pareggia ancora una volta. L'esultanza rabbiosa del laterale nero-rosa e adesso è 2-2. Riprende il gioco. Siamo nel corso degli ultimi 100 secondi nel primo tempo, un primo tempo veramente vibrante con tante situazioni da una parte e dall'altra, 2 gol a testa per un pareggio che per il momento non premia nessuno ma sicuramente conferma la forza e la bravura di entrambe le squadre. Tuve, sterzata, tiro deviato, angolo. C'è l'angolo per Peppe Lo Bianco. Lo Bianco la mette dentro, tocco di Calvaruso che prova a innescare la corsa di Calò. Accelera Calò, doppia deviazione, l'ultima di Giovanni Tuzzolino. Calvaruso finta il consegnato, va col destro, palla fuori, angolo, l'ha toccata David. Palla per Molinaro che va col tiro deviato ancora. Ultimo minuto in arrivo qui al 3 stelle. Molinaro se la porta stavolta sul destro. Calvaruso, Molinaro da ultimo. Finazzo prova a girarsi, non c'è il contatto. David. Palla scoperta! Cristian! Lungolinea, Tabita contro Molinaro. Ancora Tabita, appoggio a Tuve. Tuve rischia, alla fine trova Tuzzolino. David che poi la mette fuori. Qui Calò resiste alla carica di Tabita, adesso fronteggia. Tabita però gliela porta via e prova a ripartire Tabita accanto a sé, c'è Lo Bianco. Tabita va da solo, Messina lo stoppa, poi Tuzzolino resiste! 3-2 Athletic in chiusura di primo tempo. La zampata ancora di Giovanni Tuzzolino. Era stato bravo Messina sul tiro di Tabita dopo il contropiede del giovane nero-rosa. Poi la firma ancora, la tripletta di Giovanni Tuzzolino. Ultimi secondi di primo tempo. Molinaro tiro deviato da Scalavino. Si riparte dal fondo. Palla scoperta! E all'improvviso, forse non del tutto meritatamente a dir la verità, l'Athletic Club si ritrova a condurre per la prima volta nella partita. Probabilmente questo è l'ultimo possesso del primo tempo. Molinaro ci prova, deviazione, Calvaruso! Ma non ci si ferma un attimo qui! È l'esultanza di Calvaruso, il numero 9 per il numero 27 che
conferma la rete del 3-3. Ultimi secondi, ma che partita sta venendo fuori al 3 stelle? Che partita sta venendo fuori al 3 stelle? Tanto in una fase di foga, intanto c'è a terra un giocatore dell'Athletic. Stiamo cercando di capire di chi si tratta. Dovrebbe trattarsi di Lo Bianco, che è andato allo scontro con David. Sì, Lo Bianco che si rialza, per fortuna tutto ok per il numero 4 dell'Athletic Club Palermo, che però si va ad accomodare in panchina. Al suo posto torna Fiorentino. Scontro fortuito con David, che di fatto ha spalancato a Calvaruso le porte del 3 pari. Tentativo di Tuzzolino proprio sul gong, come si suol dire per gli incontri di pugilato. 3-3 tra Athletic Club Palermo e 3M Palermo. 3M che era andato in vantaggio 2 volte, prima con Runfolo, poi con Calò, ha ottenuto il 3 pari in questi istanti con Calvaruso in mezzo. Le 3 reti tutte firmate da Giovanni Tuzzolino. Noi andiamo a riposo, così come le 2 squadre, per qualche minuto, però vi lasciamo in compagnia delle immagini targate sportissime. Restate con noi. La squadra mi è piaciuta, specialmente i primi 20-30 minuti. Che devo dire, io sono arrivato ieri sera e neanche i ragazzi ancora si conoscono. Quindi ho detto ai ragazzi: non vi preoccupate, avete fatto una bella partita, piano piano ci dobbiamo guardare tutti negli occhi e cercare di dare quell'input, quella carica giusta, e cercare di tirarci fuori da questa situazione. Non era questa la partita dove dovevamo vincere, perché poi se si vince a volte sai come è calcio, però sapevamo che l'avversario è quello tosto, sapevamo che quelle sono una squadra bella quadrata, la squadra per ora più in forma del campionato, anche se i miei non mi hanno dispiaciuto. Abbiamo preso il primo gol, ci siamo rimessi di nuovo a giocare e purtroppo nel secondo tempo sono fatti 2 errori madornali della nostra linea difensiva. Peccato, perché anche sull'1-0 finiva 1-0, alla fine poi ci avevamo sui 180 minuti, ma 3-0 tutto meritato. Quindi dobbiamo pensare a domenica, che anche domenica non è che sarà una gara di quelle dove cercheremo, tu mi conosci, faremo di tutto per portare qualche punticino, ma sappiamo che lì è quasi vietato prendere punti. Quindi sono molto ottimista, la società mi sta vicino, dobbiamo prendere i giocatori. Eravamo 11 contati, 11 con Matiu che si è fatta la puntura, non c'è niente di sa quale cosa. L'unica cosa che mi dispiace è che i ragazzi prendono 3 gol e magari mentalmente si deprimono sempre di più. Questo è quello che mi dispiace, ma il resto già era quasi scritto, lo sapevamo, diciamo. Il mio credo. Sì, la società mi ha detto che in settimana, la prossima settimana, arriveranno 4-5 giocatori di categoria, perché non possiamo sbagliare, perché se si sbaglia si retrocede. Quindi sono molto ottimista in questo senso. Poi ci metterò del mio e piano piano faremo la nostra parte, anche perché nei giorni di ritorno, le prime 10 partite, incontreremo tutte squadre alla nostra portata. Non dico che sono più forti, ma neanche più deboli, diciamo, tra virgolette. Quindi possiamo fare punti se vogliamo. Poi se vengono bene, se non vengono pazienza, ci abbiamo provato. Ma avete visto tutti, me l'hai detto tu questa domanda e io rispondo: non do la colpa all'arbitro perché abbiamo perso, assolutamente no. Però diciamo che ogni fallo del Mazzara era un'ammonizione, ogni fallo del Castelbuono non era ammonizione. E vabbè, ci sta. Non mi ha dato un rigore che dovrò andare a vedere negli highlights. Il gol a Ricciulli l'ha visto solo lui, il fallo di mano l'ha visto solo lui. Poi c'è stata un'azione di fallo laterale vicino a me che loro battono un fallo laterale, la palla neanche entra in campo e fischia il fallo assolutamente hanno vinto meritatamente, l'arbitro non c'entra niente, dico, ma è l'atteggiamento. E siccome io non sono mai abituato a stare nei bassi fondi della classifica, lo sai, questi atteggiamenti ci sono, che la squadra quella che sta sempre sopra, qualche occhio di riguardo c'è, la squadra che magari e sai com'è, dico, sul dubbio fischio per quelle, è una mia opinione, però resta tale.
Sto rispondendo perché ma io di solito non parlo degli arbitri. Ma assolutamente sì, però ci dobbiamo presentare, non è che in campo, certo che diciamo che era quello il nostro obiettivo. Purtroppo ci dobbiamo andare a Castelbuono, non è che non ci presentiamo. Il nostro obiettivo è la salvezza. Da domenica questa con la Nissa, quello che viene ci prendiamo. Quando verrà l'Atletico già è una finale, da lì si iniziano le partite con l'Atletico. Purtroppo non si dovrà più perdere, quando non si dovrà più perdere. Questo è l'obiettivo della squadra. La società mi sta vicino, mi ha detto che prenderemo i giocatori, quindi va bene così. Sì, sinceramente è troppo largo. Se finiva 1-0 o un pareggio ci poteva pure stare, perché i 2 gol, palla inattiva nostra, corner nostro, ripartenza, 2 difensori miei contro l'attaccante loro, lo fanno passare e vanno a rete, lì si fa fallo, quindi la palla, infatti ho pure gridato fate fallo, è stato un errore nostro. Il terzo gol l'avete visto tutti, quindi ho detto che è meglio perché hanno 3-0 non si può commentare, però bisogna lavorare su queste ingenuità. Assolutamente sì, bisogna lavorarci tanto, bisogna prendere qualche difensore di esperienza da mettere vicino a Baiata, a Benivegni, a tutti i ragazzi. Bisogna lavorare accettando, se ho accettato vuol dire che ci credo, se no mi stavo a casa e magari facevo altro. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e particolare, perché anche se in questi 2 o 3 giorni si sentivano determinate situazioni legate al Mazzara, io l'avevo detto ai ragazzi, Mazzara è una società ambiziosa, è una piazza importante, quindi chi gioca da parte loro faranno una grande partita e metteranno il cuore. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa, non dobbiamo dimenticare che veniamo dalla promozione, quindi per noi è un cammino che stiamo facendo abbastanza bene. In campionato stiamo facendo grandi cose, ora abbiamo fatto una grande semifinale di andata di Coppa, però non è ancora più sonante perché il ritorno sarà un'altra battaglia sportiva e può succedere di tutto. Io cercherò di tenere alta la concentrazione, anche se 1-0-3 è un risultato molto importante, però saranno altri 95 minuti di battaglia sportiva, perché uno dei nostri obiettivi ormai è quello di andare in finale di Coppa, quindi siamo sulla strada giusta e cercheremo di raggiungere questo obiettivo. Sì, penso che se non ci sono problemi burocratici dovremmo giocare nel nostro nuovo stadio che ci daranno in questi giorni. Per questo io voglio ringraziare la società, i ragazzi. I complimenti vanno a loro perché è da 4 mesi che ci alleniamo in un campo lontano 20 km da Castelbuono, giochiamo sempre fuori casa e se abbiamo fatto dei buoni risultati soprattutto è merito della società che non ci fa mancare niente. Nel nostro piccolo stiamo cercando di rispettare i piani e i ragazzi che fanno tanti sacrifici. Voglio anche dire che secondo gli addetti ai lavori noi abbiamo l'ultimo e il penultimo budget di eccellenza. Questo significa che si sta facendo un gran lavoro, ce la giochiamo ogni domenica, veniamo da un percorso di crescita continuo. Il nostro obiettivo è la salvezza e come hai detto poco fa tu, se riusciamo a fare bene queste 2 partite e il ritorno della semifinale di Coppa che dovremmo fare in casa, poi ci giochiamo la finalissima il giorno 20 gennaio. E per noi è già un sogno, perché ripeto, questa squadra è una neopromossa, con il budget più basso dell'eccellenza e sia in campionato e sia in Coppa ci stiamo facendo rispettare. Quindi continuiamo così, però non abbiamo fatto niente, il nostro obiettivo è salvarci, il nostro obiettivo è lavorare giorno dopo giorno, il nostro obiettivo è fare bene nella partita di ritorno della semifinale di Coppa. Giocheremo contro un'altra grandissima squadra, una squadra che è stata costruita per veleggiare nei piani alti della classifica. In questo periodo abbiamo giocato contro Mazzarese, Mazzara 46, Misilmeri, Nissa, oggi una semifinale di Coppa. Veniamo da un percorso molto pesante. Ho qualche acciaccato, vediamo di riuscirlo a recuperare per sabato, perché affrontiamo sabato una grande squadra. L'Athletic Palermo è una grande squadra, anche se anche loro hanno superato un periodo di alti e bassi, però sappiamo che è importante andare a fare il risultato lì, perché ripeto, noi dobbiamo guardare quella soglia della salvezza e poi vediamo quello che ci prendiamo. E anche sabato sarà una battaglia. Sì, noi lavoriamo insieme dal 31 luglio. Anche per questo voglio fare i complimenti al direttore sportivo Ivano Vetere, che con un budget piccolissimo ha costruito una bella squadra, una bella realtà. Abbiamo cercato di guardare prima l'aspetto umano, abbiamo cercato uomini prima di giocatori e poi sul discorso dello spessore caratteriale abbiamo cercato le caratteristiche che secondo me possono fare bene con il mio modo di interpretare il calcio. I ragazzi lavorano, hanno una grandissima fame, molti di loro, come hai detto poco fa, sono al primo anno in Italia, alcuni vengono da stagioni altalenanti, quindi per loro è tutta una rivalsa. Noi lavoriamo con grande voglia e intensità perché per loro sanno che se quest'anno fanno bene è una cosa che si porteranno più avanti, quindi
innanzitutto devono fare bene per loro e poi soprattutto bene per i compagni, perché fare e costruire un grande gruppo è la base per poi mettere le capacità tecnico-tattiche. Come dicevi poco fa tu, sì, noi piace tenere palla, fare il nostro possesso, poi ci sono partite in cui giustamente ci adattiamo anche all'avversario con le caratteristiche tecnico-tattiche dell'avversario, però la nostra identità è quella: se è possibile giochiamo palla, stiamo corti, andiamo alla regressione e poi, come vedete dentro il campo, i ragazzi, anche se oggi non abbiamo fatto una grande partita, e per questo voglio fare i complimenti anche al Mazzara, perché ripeto, in poco tempo si è ripreso e almeno ha battagliato, ci ha reso la vita difficile, e questo va dato atto ai ragazzi del Mazzara. Però noi siamo venuti qua consapevoli che dovevamo fare bene e questo percorso di crescita sta andando avanti. Entrano in campo le squadre per il secondo tempo qui dal Centro Sportivo 3 Stelle, ripresa di Athletic Club Palermo 3M Palermo, parziale di 3-3, perfetta parità con il 3M che in 2 occasioni si era portato in vantaggio, prima con la rete di Runfolo, poi con quella di Calò. Autentico gioco di prestigio da parte del numero 29 in maglia bianco-verde. In mezzo 3 marcature di Tuzzolino, rispettivamente per l'1-1, per il 2-2 e per il 3-2 su tiro libero quest'ultimo. E poi la rete del 3-3 che per il momento fissa il risultato finale, firmata da Cristian Calvaruso su uno scontro fortuito tra lo bianco e il portiere David, che si sta disimpegnando bene fin qui. Ricordiamo l'assenza dell'infortunato Mazzola, mentre coach Miosi chiama a raccolta i suoi giocatori, almeno quelli che partiranno dall'inizio, ossia il già citato David, lo bianco, Tuve, Fiorentino e Tabita. Dall'altra parte invece, vediamo proprio anche sull'inquadratura del 3M che si sta attivando con Messina che difenderà i pali anche in questo secondo tempo, poi Di Grazia, Finazzo, Runfolo e Scalavino, dettati ovviamente in ordine di numerazione. Arrivano anche gli arbitri che danno un'occhiata alle reti, arriva anche il cronometrista e poi si potrà partire con il secondo tempo qui dal terreno di gioco del 3 Stelle. Approfitto per ricordare anche Carlo, il foglio del time. Prenditi il foglio del time. quelli che sono attualmente i risultati della 10ª giornata. Caracas Bonifato 2-3, Athletic Club 3M 3-3, Sant'Isidoro Atletico Monreale 4-1, Sporting Alcomocus Palermo 0-1, manca ancora il risultato di Isola San Vito. E poi alle 18:15 un altro derby palermitano, quello tra il primo calcio 5 e il primo futsal Lady Nels. Ricordo, sabato 16 si chiude il girone d'andata con 3M Isola e con Bonifato Athletic per quanto riguarda queste due squadre, mentre inizia il secondo tempo. Mettetevi comodi per i restanti 20 minuti di questa sfida e poi l'antivigilia di Natale, il primo turno del girone di ritorno. Lo bianco, palla per Tabita, ancora l'ex centrale tra le altre del Villaurea, oltre che del Città di San Vito Lo Capo, che qui non riesce ad appionare il pallone. Allora Runfolo per la corsa di Scalavino che evita Fiorentino. Scalavino, un occhio e mezzo, alla fine Fiorentino gliela porta via e prova a correre. Fiorentino, scontro con Runfolo, poi Magliettina che si allunga, si continua a giocare. Lo bianco, 3 contro 2 Athletic. Tabita Lo bianco, la respinta di Messina, a dire di no. E subito palla gol dopo pochissimi secondi per l'Athletic. Fiorentino camminando contro Runfolo, poi tocco per Marco Tabita. Fiorentino per l'avanzata di Lo bianco. Fiorentino
Converge Fiorentino che evita il tentativo e poi vola Messina a toglierla dall'incrocio ancora su Fiorentino. E allora sarà angolo. La palla battuta per lo bianco. Fiorentino cerca Tabita che riesce a proteggerla contro Di Grazia. Poi lo bianco. Fiorentino contro Finazzo, l'1 contro 1. Fiorentino a piccoli passi, poi converge un occhio e mezzo Di Grazia su Tabita che palleggia, viene raddoppiato e fermato dall'intervento di Scalavino. Rimessa Athletic Club che sta partendo bene in questi primi 90 secondi di secondo tempo. Allora mister Zappalata pronto a gettare nella mischia Calvaruso per cercare di far uscire i suoi, ma Fiorentino qui con una grande giocata. Poi Di Grazia allarga la lettone in maniera legale e consente l'intervento a Messina che però sbaglia. E allora Tuvè con la respinta di Grazia che scusa Messina. Allora Fiorentino per la rimessa su Peppe Lo Bianco. Tabita, il contatto forse con Di Grazia, si continua a giocare. Di Grazia. Palla per Finazzo. Ricordo che Finazzo è uno dei 3 nuovi giocatori annunciati dal 3M, gli altri sono il portiere di ritorno Quartararo e Giorgio Cutrona che qui ad assistere alla gara sarà disponibile dal prossimo match contro l'Isola, tra l'altro su ex squadra. Fiorentino blocca ancora Messina, c'era stata la direzione di Finazzo, bravo Messina non solo a parare ma anche ad evitare il calcio d'angolo. Scalavino fronteggia Tuvè, Di Grazia, Finazzo. Palla per Scalavino che in questo momento agisce da pivot con il runfolo un po' più largo. Eccolo che riceve l'ex giocatore del Monreale. Per lui anche una breve esperienza in quella che ad oggi è una delle migliori squadre del futsal nella provincia di Palermo in questi ultimi anni, ovvero sia il Real Cefalù. Qui Di Grazia corre da un occhio e mezzo. La palla scheggia il palo, non l'ha toccata nessuno. Occasione gigantesca per il 3M, in realtà l'ha toccata David, anzi no, si riparte da fondo, decide il primo arbitro e si riparte da fondo. Lo Bianco finge di andare da Fiorentino, poi si appoggia al compagno di mille battaglie Francesco Tuvè. Eccolo Fiorentino contro Finazzo, prova a tenerlo lontano, poi ancora Lo Bianco, lancio per Tabita, troppo lungo. Ciccio in mezzo, Ciccio! Allora dal fondo Messina per Scalavino, è arrivato il momento di Calvaruso che ha preso il posto di Runfolo. Marco, non ti stai attacca lo spazio. Rimessa qualche metro più indietro Forte, per il 3M. Forte! Scalavino, Forte! Di Grazia lungo, la mette fuori. Allora torna a palleggiare l'Athletic. Fiorentino finta contro Finazzo, prova a convergere per palla lungolina per Tabita, chiude bene Di Grazia. Eccolo il numero 5 che va da Calvaruso, uno dei primi errori della sua partita. Fa dentro Delisi al posto di Lo Bianco, cerca di mettere un po' più di brio al suo quintetto coach Miosi. Naturalmente poc'anzi ho elencato intanto cambio, rimessa, errore di Fiorentino. Dicevo, ho elencato poc'anzi non solo le due partite di queste due squadre, le prossime che chiuderanno il girone d'andata, solo per ricordare gli impegni di entrambe le squadre, ma anche per ricordare che Cortisi riseguirà entrambe le gare in diretta dal centro sportivo 3M di Palermo, oltre che dal campo del Bonifato. Due squadre di Alcamo nel girone A del campionato. Stanno entrambe facendo molto bene, ognuna con obiettivi diversi. Intanto fallo di Scalavino su Fiorentino, primo fischio del secondo tempo contro il 3M. Quando sta per chiudersi il quarto minuto di gioco.
Qui ancora contatto, questa volta la meglio il 3M che scappa con Calvaruso, in mezzo Scalavino! E la rete del 4-3, torna a scappare, torna in vantaggio, il 3M con la firma, mancava solo la sua, quella di Scalavino. Le proteste della panchina dell'Athletic per il contatto in mezzo al campo di Fiorentino, proprio mentre l'Athletic batteva la punizione fischiata qualche secondo prima. De Lisi contro Calò, bellissimo questo duello. Tuve converge, fallo di Calvaruso. Secondo fallo commesso dalla squadra ospite. Qui intanto Tuve, questo gli stizza poi battuta la punizione su De Lisi, tiro ribattuto, il più lesto è proprio De Lisi, contrasto con Di Grazia che lo chiude. In fallo laterale i centrali del 3M, sia Molinaro sia Di Grazia, autori fin qui di un'ottima partita. De Lisi scucchiaia, Tuve colpisce però Scalavino, poi Fiorentino prova a convergere, il tentativo, l'intervento di Calvaruso, ultimo tocco al suo. Qui intanto potete sentire i consigli anche da ex portiere di Niosi a David, proprio per l'occasione del gol del 4-3 arrivato poc'anzi da Scalavino. Il consiglio di non andare sulla palla, di coprire sempre la linea di passaggio. Adesso i due contro il portiere nel 90% dei casi si vanno a chiudere sempre con questa giocata, ovvero sia con l'appoggio per il compagno a secondo palo a porta vuota. Tabita appoggia a Fiorentino che va a calciare, palla fuori, ottima azione dell'Athletic. Poi Calvaruso riesce a passare, Calvaruso dentro! E c'è l'autogol forse di Tuve, esulta Calò, conta poco perché per la prima volta dall'inizio della partita ha 2 gol di vantaggio il 3M. E ora la montagna da scalare per l'Athletic è molto ripida. Giuliano, Athletic che non perde, mentre intanto Tuve dentro, Tabita, l'uscita di Messina, grande uscita, poi Calvaruso prova a correre, David evita che la palla esca e la calcia lunga. Giuliano, grande aggancio di Giuliano, salta un po' di avversari, Giuliano da terra, non riesce a trovare Tabita. Adesso Alessandro Giuliano proverà a prendersi la squadra sulle spalle. Dicevo Athletic che non perde in gare ufficiali dal KO di Coppa contro lo Sporting al Sole Club. 1-0-4 troppo pesante, ma che di fatto ha segnato la corsa. Poi sempre in Coppa è arrivata in realtà l'ultima sconfitta, anche se in quel caso quasi ininfluente, contro l'Isola. Intanto De Lisi, palla per Giuliano, pallone di ritorno che non passa, non arriva. Poi Giuliano recupera, scarico su De Lisi, De Lisi finta, chiude Calò, poi Tuve rischia, la perde, allora Scalavino, prova la ripartenza, passaggio per Calvaruso che passa, Calvaruso! Ancora! Cristian Calvaruso, non si ferma più il 3M, perde palla l'Athletic e allora il più 3 è servito e chiede time out di corsa coach Miosi. Secco. Allora, ascoltatemi un attimo, ci sono stati 17 minuti, abbiamo preso 3 gol in 5 minuti, e possiamo fare intanto iniziamo così che andiamo a questare a tutto campo, non perdete la testa, gli ultimi 6-7 minuti del confronto, ascoltatemi, lei già il gol di vantaggio,
dobbiamo pressare a uomo attaccante. Quando abbiamo la palla non dobbiamo avere la frenesia, perché adesso sta verificando che fanno gol. E dobbiamo vi ricordo che hanno preso 5 gol in 10 minuti dal corso. Proviamo un po' ad analizzare quello che sta accadendo, anche numeri alla mano e altri risultati alla mano, perché con questo risultato che sta maturando qui al Trestello con 3 gol di vantaggio, l'R3M salirebbe clamorosamente al secondo posto della classifica, agganciando lo Sporting. Il Bonifato allunga sull'Acra che scavalcherebbe temporaneamente l'Atletica che però ha tutto il tempo per riaprire la gara, ed è rientrato Tuzzolino che per il momento è l'unico che ha portato dividendi dal punto di vista realizzativo. È entrato anche Vallecchia con Giuliano e De Lisi, un quintetto particolarmente offensivo ed effervescente quello dell'Atletica. Ci prova con Tuzzolino ma non trova la porta. Forte! Molinaro, palla di ritorno per Di Grazia, la chiusura di Tuzzolino che riesce a tenerla anche in campo. Tuzzolino prova a puntare proprio Di Grazia, lo salta Tuzzolino, pallone dentro, Vallecchia col tacco, la chiusura in uscita di Messina. Qui forse un po' prevedibile la giocata di Vallecchia. De Lisi, Giuliano prova ad arrivare De Lisi, chiude Runfolo che prova adesso a ripartire. Runfolo, l'anticipo di David che la calcia addosso a De Lisi, si arrabbia Alberto De Lisi e in un certo senso ha anche ragione, va detto. Tanto due arbitri a confronto. No, casa neri su. Quantomeno tu devi seguire del sistema. locali c'è scritto. Sono 6. Continua a salire, sali. Sì, c'è un piccolo errorino nel punteggio. Vallecchia, attaccati a uomo e sali. Ce l'hai dietro, I numeri, i gol locali 3. Fa cambio, chi cancia? Anche i falli, No, non è il lato perché c'è scritto locali e quelle. Lui va in... Sì, esatto, qua non lo vede, quindi... I falli sono 2-0, 2 noi. 0-2. 0-2, 2 loro. Investiti anche i No, falli. devi leggere le quelle. Si può riprendere. Di Grazia per Scalavino, battuta sul secondo palo a cercare Runfolo, palla che esce direttamente in fallo laterale. Allora corre Vallecchia che vuole accelerare i tempi. Giuliano, spalle alla porta. De Lisi chiede a Vallecchia di mettersi al secondo palo, il tocco proprio di Vallecchia, me ne ero accorto subito. Bravo Vallecchia, bravo De Lisi a rimetterla, prova a riaccendersi con i suoi folletti l'Atletico. 4-6 il punteggio. Gioca! Stavo proprio per dire, De Lisi ha detto a Vallecchia di mettersi sul secondo palo, gli ha fatto arrivare la palla neanche un secondo. Entra in partita forse adesso l'ex 89ers che si era acceso, seppur solo parzialmente nel primo tempo. Albi, in tre, facci incontro, non fa. Vai. Tuzzolino. Su. De Lisi Gioca. la tiene in campo. Bravo Alberto, su Alberto. Vallecchia, De Lisi. Dai, vai. Su. Giuliano può agganciare, si gira su Molinaro che ancora una volta lo ferma. Poi arriva Vallecchia, scarico per Tuzzolino, sinistro deviato e Vallecchia si divora la palla del -1. All'improvviso l'Athletic si sta accendendo. Vedremo se fermerà con un time out Zapparata, ma intanto vede Runfolo che avanza. Runfolo! Salvataggio di David che anticipa anche il tocco di Scalavino. Ancora una volta si riaccende la partita. Ancora una volta si riaccende la partita. E c'è calcio d'angolo. E siamo ancora all'8° minuto in corso dei 20. Ce n'è ancora
da vedere delle belle. Qui intanto l'angolo battuto male da Runfolo. Giuliano anticipa Di Grazia che non riesce a placcarlo. Il pallone per De Lisi. La chiusura di Calò. Straordinario. Poi Tuzzolino. Palla fuori. Stai su! Stai su! Stai su! Grande rientro di Antonio Calò che adesso corre dall'altra parte. Bravo Messina a cercare Runfolo. Lo so! Vallecchia! Occhio alla ripartenza, Vallecchia! Vallecchia, palla per Giuliano che adesso prova a correre. Giuliano evita Calò, non evita Molinaro. Poi arriva ancora Calò da dietro, raddoppiato. Giuliano cerca d'astuzia di tenerla. L'ultimo tocco è il suo. Stai su, stai su! Stai su! Vallecchia, stai su! Partita monumentale di Mario Molinaro. Intanto cambi con Mangano. Maglia 20 per lui. Bravo, vai, vai, vai. Salvatore Mangano, classe 2003. Tuzzolino, in un momento di grande tensione, di grande difficoltà, la parata getta nella mischia un ventenne. Tuzzolino, finta il tiro, se la sposta, la tiene, evita proprio Mangano. Tuzzolino fermato da Molinaro con il fallo. Tuzza! Tuzza! Terzo fallo commesso dal 3M8:35 nel secondo tempo. Tuzzolino e De Lisi sulla palla. Vallecchia! Mettiti in posizione di C'è il tiro! fischio. De Lisi col tiro respinto con la nuca da Molinaro. Angolo. Palla per Tuzzolino che tira, c'è la deviazione. De Lisi! La stoccata di Alberto De Lisi. E ancora una volta il genio di Alberto De Lisi che toglie la ragnatela e soprattutto rimette a -1 i suoi. Continua forte! Continua forte! 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 Sali forte! Capacità da feruto! Forte! Buono! Occhio tu! La capacità di non morire mai di questo Athletic è veramente pazzesca comunque. Vallecchia riparte, evita Calò, finta di corpo su Runfolo, palla sul secondo, bravo ancora Mario Molinaro. Pazienza, Valle! Tuzzolino, palla per De Lisi. Tuzzolino con spazio, Tuzzolino se la porta sul sinistro. Ma che partita è! Il gol di Tuzzolino, 6-6, e sono recuperati anche i 3 gol di scarto. Poker personale di Giovanni Tuzzolino. Ma che partita sta venendo fuori al 3 stelle! 6-6! Una partita senza senso fin qui e ancora siamo neanche a metà del secondo tempo. 9:20 sul cronometro. Almeno questo è quello che riesco a scorgere. Ma ce ne sono ancora da vedere. Tante e tante ancora. De Lisi di testa. Poi Giuliano, scontro con Calò. La guadagna quest'ultimo. Calò! Palla fuori. Calò che se avesse atteso forse un decimo di secondo avrebbe trovato Calvaruso sul secondo palo. Tuve per De Lisi. Adesso rimette dentro l'esperienza Coach Miosi. Non riesce a controllare con De Lisi che è stato fondamentale nel recupero. E adesso time out chiesto da Zapparato. Forse un po' in ritardo ma l'ha chiesto. Ascoltatemi un attimo tutti, veniamo tutti qua. Manca, se ci andiamo sopra, li ammazziamo nel campo. Però dobbiamo fare una cosa, pressione forte, e fanno sempre l'1-2. E soprattutto in fase e soprattutto in fase di possesso non funziona. Non dobbiamo prendere di partito. Perché hanno fatto solo ok? Non funziona. La pressione forte me la devi fare tu. Sappi che fanno sempre l'1-2 quella, quindi se giocano da questo lato rischia.
E dunque si riprende con una partita totalmente folle, giunta a circa metà del secondo tempo, in circa 3/4 del cammino, e con un pareggio che per poco Tuzzolino non andava a spezzare in favore della sua squadra. Ricordiamo 3M avanti 1-0, ripreso da Tuzzolino, 3M avanti 2-1, ripreso e scavalcato da Tuzzolino, poi 4 reti consecutive dei biancoverdi e poi le reti, mentre qui fallo di Giuliano su Scalavino, direttore di gara, che non sta fischiando nulla, rischia anche di incattivire la partita. Molinaro, palla per Calò. Calò ricacciato indietro, poi tocca Giuliano che recupera. Giuliano fronteggia Molinaro, serie di finte. Giuliano attende il movimento di Tuzzolino che arriva e non trova il gol per pochissimo. Partita che veramente è una scheggia impazzita, può succedere letteralmente qualsiasi cosa. Calò sbaglia, poi Giuliano in qualche modo lo grazia, non riuscendo a indirizzare il suo intercetto. Calvaruso, Molinaro, Scalavino. Qui Calò non riesce a prolungarla per Calvaruso, che la voleva lunga da Scalavino. Alla fine la palla ce l'ha l'Athletic per un fallo laterale. Delisi fronteggia contro Scalavino, palla per Tupè, non c'è nessuno dall'altro lato, allora Tupè deve aspettare. Tuzzolino adesso da Delisi, messo male in campo l'Athletic, alla fine la perde. Tuzzolino intanto ha recuperato palla, può correre Tuzzolino, la finta su Scalavino che però gliela porta via. Scalavino fronteggia, destro, ribattuto, ancora Scalavino, Delisi con la deviazione, rimessa nera, è dentro Tabita. Giuliano la tiene, poi la scarica su Delisi, serie di finte, Scalavino. Sta entrando anche Fiorentino, probabilmente Giuliano esce adesso. Tupè per David che la mette in angolo. Un po' in bambola David in questo secondo tempo, forse ancora pensa all'errore del 3-3. Fiorentino la tiene in campo, un 3 contro 2 per il 3M. Fiorentino li salta tutti, incrocia, colpisce Tabita. E attenzione dall'altra parte perché è solo Calò. Calò, David, il calcio d'angolo. Qui Fiorentino con un errore pesantissimo, perché era un 3 contro 2, è andato in dribbling, per carità li ha saltati tutti, ma poi non aveva luce per calciare, ha colpito il compagno. Molinaro, Tupè col grande intervento su Calò, poi Vallecchia se la allunga, salta un altro avversario, Vallecchia a calciare, chiude il secondo palo troppo tardi, Tabita palla fuori. Calò, il lancio deviato, Vallecchia fronte alla porta, apre Fiorentino, converge ancora Fiorentino, destro dentro, pallone che rimane lì, ma attenzione all'anticipo perché corre dall'altra parte Calvaruso davanti a Davide, lo mette a sedere Calvaruso, follia ancora nell'Athletic che lascia l'autostrada, Calvaruso la imbocca e sfreccia per il 7-6. Torna al gol Cristian Calvaruso, torna ad inseguire l'Athletic che ha avuto 2-3 occasioni potenziali per far male al 3M e invece deve nuovamente mettersi a caccia. Vallecchia corre lateralmente, tocco per lo bianco che è rientrato in campo, Scalavino sbarra la strada a Tabita, calcio d'angolo. Lo bianco
per Fiorentino che è ultimo. Fiorentino evita Calvaruso, poi allarga. Tabita, non è la sua zona di comfort, allora tocco per Vallecchia. Fiorentino fronteggia Scalavino sempre da ultimo uomo. Vallecchia. Fiorentino. Tabita. Tabita, vede lo bianco. Palla giusta nelle intenzioni, non nell'esecuzione. Apprezza comunque. Il suo compagno di squadra, 14esimo in corso, 7-6 per il 3M. Qui Scalavino passa, calcia, traversa di Scalavino, spiazzato David Pallastra. E allora si continua, si riprende, non ci si ferma un secondo. Che partita che ci stanno regalando queste squadre. Vallecchia, lo bianco insegue la palla, poi cerca Tabita che si gira, Tabita riesce a calciare, palla alta. Qui il movimento di Lo Bianco che ha mandato per una volta fuori giri Molinaro, anche perché ha fintato molto bene la suolata Marco Tabita. Molinaro la calcia fuori, non vuole perdere tempo Tuzzolino, nonostante ci sia il tempo effettivo. Vallecchia, punta di Grazia, anche lui rientrato in campo, palla per Tuzzolino, sinistro, ribattuto, questa volta il più lesto ad arrivare è un giocatore in maglia nera. Vallecchia, serie di finte, pronto a raddoppiare Calvaruso, arriva Tuzzolino, Lo Bianco, subito Tabita, nuovamente Lo Bianco, collassa la difesa del 3M, bravissimo di Grazia, prova a ripartire il 3M con Calvaruso, esce David che la tocca con un braccio. Si consultano i due arbitri. E credo che stia arrivando il cartellino rosso per David. Cartellino rosso per David che non ci crede. C'è spazio allora per Samuele Favaloro, maglia 17. Situazione che definire di emergenza è riduttivo per l'Athletic perché manca il portiere titolare, ricordiamo Romeo tra le altre cose non è più in formazione. 40 metri! Un bello che tu chiami! Un bello tinte che tu chiamassi! 14:05 sul cronometro e tra le altre cose attacca con l'uomo in più per 2 minuti effettivi il 3M. Almeno 2 minuti effettivi a meno di un gol da una parte e dall'altra. Ok. Siamo a 12. Un attimo che devo segnare C'è il fischio, si riprende, 2 minuti con l'uomo in più per il 3M a meno che non arrivi un gol. E questo è un momento senza dubbio vantaggioso per la squadra di Zapparata che non deve farselo scappare. Scalavino, Di Grazia, Molinaro, il suo tiro ribattuto a Giuliano. Adesso Giuliano, Tuzzolino e Lo Bianco in campo per l'Athletic. Molinaro, Calvaruso, Molinaro, Calvaruso, Di Grazia e Scalavino per il 3M davanti a Messina. Di Grazia, Scalavino, dentro per Lo Bianco che la tocca, calcio d'angolo. Molinaro, palla per Calvaruso, controllo non perfetto, ancora Molinaro, Di Grazia, palla per Scalavino, scucchiaiata, Tuzzolino prova a passare, la palla è uscita.
Scalavino. Scalavino, fronte alla porta, respinge Giuliano. Tanto intravedo dalla panca un fiorentino con la maglia rossa, quindi presumibilmente passerà al quinto uomo non appena tornerà in parità numerica l'Athletic Club. Scalavino per Di Grazia, subito l'intervento di Favaloro, bravissimo a farsi trovare pronto. Molinaro vuole portarla su, vuole far collassare il terzetto di movimento dell'Athletic. Palla sul secondo palo, intercetto lo bianco per Giuliano. Resiste al contatto Giuliano per il fallo. Si gioca con l'Athletic che la gestisce con Favaloro, che si è fatto trovare pronto. Giuliano la tiene, passa, ancora Giuliano, porta a spasso tutti gli avversari. Palla allo bianco, ultimi secondi di inferiorità numerica per l'Athletic. Giuliano la difende, riesce a passare, anzi no. Deviazione di Grazia. Giuliano, lo bianco, Tuzzolino la gestisce. Ancora Tuzzolino, prova a portare a spasso Scalavino, tocco per lo bianco. Tuzzolino, ottima qui la giocata dell'Athletic che attiene il pallone. Non c'è ancora l'ingresso del quinto uomo. Giuliano sbraccia Di Grazia, tutto ok, può rientrare De Lisi, torna alla parità numerica, indenne l'Athletic da questa situazione. Di Grazia, palla per Molinaro, scambio con Calò che rimane vicino, la palla è per lui ma esce in fallo laterale, adesso può attaccare l'Athletic. De Lisi, l'aggancio, va a puntare Di Grazia, De Lisi sul destro, calcia! Pallone fuori. Stai su! Forte! Attaccati! Di Grazia per Molinaro, che è inseguito, tocca per Calò. Cerca la deviazione, in realtà perde palla. Lo bianco, Tuzzolino controlla ma non riesce a tenerla. Allora prova a ripartire il 3M con i suoi due giovani. Calò guarda la porta, poi calcia, palla fuori. Si prepara ad entrare anche Gigetti. Si sistema con i 5 di movimento l'Athletic. Tenta il tutto per tutto, inevitabilmente. Non forzare. Coach Miosi, palla poi di Fiorentino per Tuzzolino. Ok, va bene così. Fiorentino, Giuliano, lo bianco. al secondo palo. Lo bianco. Aiuta Peppi, bravo. Palla sotto per Giuliano che apre. Tuzzolino, sparacchia fuori. Su Pippi. Torna in porta Favaloro e fa in tempo perché sta arrivando Calò. Calò con deviazione, calcio d'angolo. Giuliano, appena poi C'è l'angolo per Molinaro che prova a piazzarla col piattone. De Lisi recupera e prova a scappare in avanti. Alberto De Lisi contro Molinaro. Arriva praticamente al tiro libero De Lisi senza accelerare. Poi prova a scappare. Molinaro con una serie di contatti. Tutto regolare. Poi sbaglia Molinaro. Lo bianco, tornano in 5 di movimento in casa Athletic. Palla già sull'angolo per Vallecchia, rischiosa questa palla per lo bianco che la controlla. Avanza Fiorentino, esterno rete e torna in porta. Batte lungo Messina, c'è Calvaruso, subito pressato, fallo di Lo Bianco. Inutile e anche dannoso per la sua squadra. Oh, 2 minuti, sale!
Poco meno di 2 minuti alla fine di questa incredibile partita. Di Grazia blocca Favaloro. Vallecchia passa su Calvaruso che evita di spendere il fallo, poi se la trascina fuori Vallecchia ed è il rinvio dal fondo e sono secondi preziosi per il 3M. Calò arriva Delisi, gliela calcia addosso il 29, ma in realtà la palla va fuori senza deviazione e allora Vallecchia con deviazione. Tuzzolino, Vallecchia, l'intervento di Grazia che prova a ripartire, un 3 contro 2 per il 3M, avanza Di Grazia che sbaglia, allora lo Bianco sbaglia anche lui. Torna Tuvè, va fuori lo Bianco, presumibilmente fino alla fine, anche perché manca circa un minuto alla fine. Molinaro, Scalavino, Molinaro cerca l'1-2, Tuvè con l'anticipo forse sbilanciato, ma Calò può scappare. Calò con la sua lata, Scalavino si lotta su ogni pallone, alla fine risolve Vallecchia. Vallecchia per Tuvè, tornano in 5 ad attaccare in casa Athletic. Delisi, Tuvè si è defilato, la calcia dentro, attenzione perché la porta è vuota. Calò prende la mira, forse la prende un attimo di troppo, poi calcia è spaccata e il gol dell'8-6 e allunga ancora una volta il 3M con il suo giocatore forse più forte in rosa, ovvero Antonio Calò. Qui Calò ci aveva provato la prima volta, ha preso la mira troppo lentamente e lo hanno chiuso. Poi, con la scivolata, con la fame, con la voglia, è arrivato prima di tutti, è arrivato a calciarla da terra per la rete del nuovo +2. Tuvè prova adesso con la forza della disperazione l'Athletic. Tuzzolino con deviazione, calcio d'angolo. Tuzzolino se la sistema, se la porta sul sinistro, ancora Calò con la scivolata. Ultimi secondi di partita. Qui al 3 stelle, rischia di cadere l'Athletic. Tuzzolino destro, Messina! E angolo ancora. Tuvè, Tuzzolino. Fino alla fine l'Athletic. Tuzzolino, altro tiro, altra deviazione, sarà rimessa. Sì. Vallecchia, Tuvè, Vallecchia, entra, l'appoggio, Tuvè non riesce a calciarla, arriva Tuzzolino che tira, Molinaro, ancora Molinaro, e ancora angolo, anzi è rimessa, Tuzzolino no, è angolo infatti. Tuzzolino sterza, intercetta Scalavino, ma ormai possiamo dire che non c'è più tempo. Vallecchia, punta, calcia, ma è finita! Ha vinto il 3M che confeziona un'altra incredibile impresa, battendo a domicilio nel derby l'Athletic Club Palermo per 8-6. Partita pazza, partita pazzesca, così come pazzesco è l'epilogo del match, che vede sorridere, e lo vediamo sorridere, Roberto Zapparata. Si rammarica per il ritorno alla sconfitta dopo veramente tantissime partite interne. L'Athletic Club Palermo, festeggiano i ragazzi di Zapparata, i ragazzi in bianco-verde, davanti alle mogli, alle compagne che hanno seguito il match qui al freddo di una giornata di metà dicembre. Noi chiudiamo il collegamento al 3 stelle con quello che vogliamo vedere al di là dei risultati, ovvero le strette di mano, gli abbracci, le pacche tra avversari, e finiamo allora il collegamento ribadendo il punteggio. Athletic Club Palermo 6, 3M Palermo 8. Da Francesco Camus che Sportisile è tutto, grazie per averci seguito, naturalmente